Regione Veneto, bando imprenditoria femminile per il 2025. È stato pubblicato il nuovo bando per l'imprenditoria femminile della Regione Veneto che prevede un contributo a fondo perduto del 30% sugli investimenti effettuati appunto da imprese femminili. I beneficiari sono le PMI dei settori artigianato, industria e commercio e le professioniste che hanno ovviamente la caratteristica di essere femminili come società o come persona fisica. L'agevolazione, come detto, consiste in un contributo a fondo perduto del 30% che per le PMI ha una soglia minima di ammissibilità di 20.000 euro e una spesa massima rendicontabile pari a 170.000 euro. Per le professioniste invece il contributo resta sempre al 30%, però la soglia minima ammissibile è di 12.000 euro e la spesa massima rendicontabile è di 40.000 euro. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica, autocarri ad esclusivo uso aziendale, opere murarie e di impiantistica, realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, software a realizzazione di siti web e di e-commerce, riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza. Il bando aprirà alle ore 10 dell'11 marzo 2025 e chiuderà alle ore 12 del 25 marzo 2025, quindi attenzione perché la scadenza è molto stretta. Si tratta di un bando a graduatoria di merito, quindi non conta l'ordine di presentazione, ma contano i punteggi che vengono attribuiti ad ogni singolo progetto. Per tutti i link e i dettagli, gli approfondimenti generali, oppure se volete contattarmi, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Arsotto e questa è Rete Agevolazioni.